Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Siamo alle ultime delle gare della stagione e pum, Veneziano ritorna con una pole position mostruosa. Barrichello 52 punti, Cume 51, Cutad 43. La lotta sembra a 3. David Coulthard è quinto, la vedo un po' dura per Davidone. Però Barrichello e Schumi sono in una lotta devastante, ragazzi. Con Montoya, che purtroppo per lui ha perso troppe occasioni. Non piove, godimento lento. E andiamo. Penultima tappa del mondiale. Vai, raga. We're in anti-stall, Ci clutch in stiamo and build some giocando revs. il Michael Cume, il terzo mondiale. Irridente. Clutch out, we're green. Let green, let green. E si va, ragazzi, una You've dropped gara down che into di solito P2. Try and take è first back, push for the iper win. favorevole, iper favorevole. You're leading the pack, P1. P1. Ovviamente la Ferrari non ci deve tradire che ha avuto quest'anno il primo problema al motore della carriera come indiana in Ferrari. Perché Indianapolis è una gara che amiamo. Barrichello è già secondo, Barry vuole il mondiale, Barry vuole il mondiale, Barry vuole il mondiale, Barry vuole il mondiale. Lo pretende. Comunque vada in ogni caso possibile, salvo vittoria di Barrichello, comunque sì, solo con la vittoria e noi non a punti, allora Barrichello è campione del mondo. Barrichello sta braccando Veneziano. 8 decimi di vantaggio per il talentissimo. Boom! Good job. That was the fastest lap of the race so far. So far they're away for me. So far they just can't see. Scusate, dopo questa possiamo anche ritirarci. Barry non molla, Barry è l'occasione della vita. The occasion of life, in un inglese che ormai è di padre lingua ferrarista. Mamma mia, vicinissimo. Attenzione, yellow flag. No! Mamma mia, primo rischio. Primo grande rischio. Ma solo un incidente per un testacoda, forse un incidente leggero. Sono Eddie Irvine, anch'io amo camminare in una Valle Verde Family. Attenzione, Barrichello è vicinissimo. Non molla una virgola Rubigno. Penultima gara del Cume in Ferrari. Bisogna vincere assolutamente oggi. Good job. That was the fastest lap of the race so Barrichello far. fa giri velocissimi. Barrichello è una delle cose più scandalosamente incredibili della storia. Ricordiamo che abbiamo vinto un mondiale con gli stessi punti. Ho vinto solo perché avevo una vittoria in più. Yellow flag. Coulthard fuori. Coulthard saluta il mondiale. Rotto le sospensioni. David Coulthard. Per Coulthard è finita, ragazzi. Per Davide Coulthard il mondiale finisce qui. Sempre. Gli manca sempre quel qualcosa a Coulthard per provare a vincere il mondiale. Cioè, scusate, no, il mondiale in realtà nella carriera come l'ha vinta, ma io non ero ancora la Ferrari. Certo che stiamo soffrendo tanto, Barrichello è veramente vicino, eh. Non riusciamo a distanziare Rubigno, raga. Rubigno lo vuole. Rubigno lo pretende, si vede, vuole questo cacchio di mondiale. Noi abbiamo fatto una stagione strana quest'anno, qua abbiamo recuperato un po'. Cazzo, Barrichello ha sbagliato perché è da un decimo a un secondo e 3. Che Montoya non c'è. Cazzo è andato Montoya. Che stagione per Juan Pablo, sembrava il favorito numero 1.
Montoya 19esimo, quindi eccolo là il problema. Montoya ha fatto l'incidente. Adesso fa il fastest, Montoya è a chiaro e ultimo, non ha traffico. Sono Eddie Irvine. Anch'io amo camminare. Bubble fuck. Il... Barrichello non molla una virgola. Cioè, l'altro abbiamo vinto, mi sembra, se non era Suzuka, proprio per un'inezia. Barrichello era 2 posizioni dietro di noi, tipo quarti e sesti, mi sembra. E l'ho vinta così. Siamo a metà gara. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Chiaro che la monoposto non può e non deve tradirmi. Se no è finita, ragazzi, scusate, ma il sonno è devastante. Uh, 4 decimi. Solito Indianapolis è terreno di caccia per veneziano. Perfetto. Altro giro completato, ne mancano troppi ancora però. Boom! Good job. That was the fastest lap of the race so far. Questo è un grandissimo fastest. Infatti comunque abbiamo ripreso un secondo. Dai macchina, non mi tradire, ti prego. Il settore Barrichello va veramente forte. Ah, la concentrazione massimale, raga. Le Ferrari fanno il vuoto. 1-1. Scusate se parlo poco, ragazzi, ma sono molto concentrato. Anche perché il vantaggio è minimo. Buono, buono, buono. Tre giri. Just 3 laps to go now. 3 laps. Un secondo. Nell'ultimo settore recupero tantissimo. Mamma mia. No!
Mamma mia che errore. Non posso distrarmi un istante. Barrichello è attaccato. Mi sono salvato per miracolo. Barrichello secondo me proverà il tutto per tutto, Fiori. Non vuole arrivare a Suzuka secondo. Tanto Coulthard ha abdicato per un problema di sospensione. L'unico ritiro per il momento. Gara molto tranquilla, molto regolare. Ecco, yellow flag, yellow flag. Certo guadagno tanto nell'ultimo settore, cacchio. Yellow flag, ma era testa coda probabilmente. 1,5 addirittura. Two laps left. Next time by will be your final lap. Final lap in the race. Perfetto, dai, yellow flag. Yellow flag di Barrichello, ritiro per Rubinho, ritiro per Rubinho. Certo stiamo portando a casa un altro, l'ennesimo titolo costruttori. Mamma mia. E le gomme. Jacques Villeneuve motore, peccato, l'ha messo bene mi sembra Jacques, era in zona punti Jacques. E inizia l'ultimo giro, vai che il Come vuole la vittoria, la pretende. This is your final lap of the race. Final lap on the race. Poche curve, raga. Concentrazione totale, non posso fallire. Che caldo, che ragazzi, meno male che c'è il clima, perché sono condizioni non semplici. Mamma mia, stavo cappellando all'ultima curva praticamente. Signori, torna la vittoria veneziano, sentenza cumendiana a Indianapolis. Only Cume. Only Cume. Oh yes. Boom. Nice work. That's Nice work, nice work. Nice work, nice work. Raga, questa è la classifica prima dell'ultima gara, la coppiata Schumi-Kube 61. E possono vincere il terzo mondiale consecutivo. Barrichello 58. Dave Coulthard, Ralf Schumacher, Montoya e Kimi Räikkönen da tempo fuori dai giochi. In realtà Coulthard dall'ultima gara. Raga, abbiamo 3 punti di vantaggio da gestire su Rubens Barrichello. Un po' come a Suzuka l'anno scorso. Ce la farà questa volta il buon Barry a vincere? Speriamo di no. La Ferrari ha stravinto il costruttori e si gode. Raga, ultima gara, Gran Premio di Suzuka. Raga, avete visto la classifica? Schumi 61, Barrichello 58. 3 punti dividono i due rivali. E Fiori, il Come si è svegliato, seconda pole position e prima fila. Tutta Ferrari. Signori, qui si può fare la storia. Ultima gara per il Come in Ferrari per il momento, perché il Come ha detto che vuole tornare assolutamente in Ferrari. Non è prevista pioggia per la gara odierna e si va
per il terzo titolo consecutivo. Vai raga, tensione With an devastante. anti-stall, clutch in and build some revs. Primi e secondi. Pop, 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 pop. Sì, arriva primo Barrichello, non i Clutch out, secondi, we're green. comunque è sconfitta mondiale. Vai. Attenzione, Barrichello perde posizioni, Barrichello perde posizioni. Era sentita Barrichello la partenza, Barrichello perde la seconda piazza. Sarebbe bello chiudere con un'altra vittoria e dimostrare le ultime 2 gare che sono io il re. Saranno 10 giri infernali. Saranno 10 giri difficili. Se Barrichello si ritira, siamo campioni. Mamma mia, come stanno andando queste ultime 2 gare. I bookmaker davano pioggia. I bookmaker soprattutto. E invece sole pieno. Mamma mia, la Ferrari sembra veramente iper devastante. Non la prendiamo in pieno, ma la faccio tranquillo, non voglio rischiare come in passato. Chicane fastidiosissima. Mancano 9 laps al saluto comendiano alla Ferrari, con il terzo titolo iridato, quarto consecutivo se contiamo anche quello di Eddie Irvine. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Che Ferrari, signori. Il Cume sta letteralmente pitturando. Button, incidente per Jenson Button. Button saluta il mondiale Villeneuve, incidente anche di Jacques Villeneuve. Incidente tra Button e Villeneuve. Nel momento il Cume sta letteralmente pitturando. Mamma mia, da 3 secondi in 2 laps, mamma mia. Just in the night. E il Cume pittura nuovamente tutto. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Barrichello addirittura quinto. Barrichello, crollo barrichelliano. Forse l'ha sentita troppo Rubinho. Possiamo anche in questo momento ci possiamo anche ritirare. Siamo comunque campioni del mondo. Yellow flag, yellow flag. Perché voglio salutare la Ferrari da campione. Saranno a rivederci comunque. Fuori Eddie Irvine, anche per lui incidente. Mondiale incredibile, cominciato in maniera stramba. Il Cume annuncerà solo con il prossimo video. Sarà una sorpresa, dalla copertina ci sarà la scelta del talentissimo. No, mamma mia.
Altro giro completato. Mamma mia, Barrichello, come la sentirà Barry? Kimi Raikkonen, iBox. Sicuramente contatto. Alfa vuole finire alla grande la stagione. Non siamo neanche a metà gara. Pippo Bass al Speed Truck. Speed Truck. Prego macchina, non mi tradire. Lungo, lungo, lungo. Brutta sta chicane. Attenzione. Testa ancora di Ralph sembra, Oh no, no. Sembrava, no, niente, cagata mia. Cagatissima veneziana. Che voglio solo chiudere sta fottutissima gara. Secondi e 7. Il mondiale è vicino, ma stiamo calmi. Sono aumentati i secondi. Yes, yes. Madonna, 7 secondi, raga, ma... Oscenità, porcate assolute di veneziano. Le classiche porcate. Andiamo a vincerla, Beppe. Good job. That was the fastest lap of the race so far. So far away for me. Barrichello sempre quinto. Dai, 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 dai. Infinita sta gara, la posta in palla è troppo alta, mamma mia. Otto secondi, ti premo macchina, non mi tradire. Molto bene.
Sempre qui Marco, perché mi tocca soffrire così. Quasi 10 secondi. Ottime pitturate. Addirittura andiamo sopra i 10. La stiamo meritando noi la gara e anche il titolo. Scusate se non commento tanto, ma non posso permettermi l'errore adesso. Può arrivare lo stesso, però. Eccolo là, appunto. Ai, ai. Just 3 laps to go now. 3 laps. 3 laps remaining. No? Mamma mia, cosa ho rischiato? Ma perché devo rischiare così? Andiamo, abbiamo 12 secondi, andiamo tranquilli, cacchio. Brividi, brividi d'amor. Guarda come gongolo, guarda come gongolo. Twist. Eccola là. Niente. Se non faccio le cagate, non sono io. Avrò perso sicuramente 3-4 secondi come ridere. Anche di più forse. Faremo a 9 secondi? Quando? Perché ste caga ancora? Ora come stanno partendo? Voglio l'intertempo. L'ho detto, addirittura 8 secondi. Ho perso tantissimo. Non ci volevo, potuto fare un giro ancora più in carrozza di questo ancora. Niente ragazzi, come sembrano partite. E mancano ancora 2 fottutissimi giri. 2 laps left. Barrichello Next time quarto. by will be your final lap. Rubinho quarto. Adesso sì, con il mio ritiro campione Barry. Sto prendendo ancora Montoya. Montoya secondo, supera Ralph. Acuto finale di Juan Pablotto. Acuto finale di Juan Pablotto. Oh, sono devastato ragazzi. Spero che la tastiera è dura, con sto caldo, per quando c'è l'aria condizionata, ma l'idea di caldo c'è. Yellow flag, yellow flag. Takuma Sato, peccato era a punti. Signori, inizia l'ultimo giro. Siamo a 4 km circa dal terzo.
titolo mondiale This is your final lap of the race. Final lap of the race. Coulthard era proprio mollato. Mamma mia, mi sembra per un secondo di averla persa. Dai, fiori, sono pochi metri separano Veneziano dal titolo. Stiamo buoni, stiamo zitti. Montoya si merita una seconda piazza per una bella stagione all'inizio, disastrosa anche per la Williams dopo. Che però si va a prendere molto probabilmente, anzi sicuramente, il titolo costruttori secondo posto. Nel senso, dopo la Ferrari mostruosa che sta veramente completando cose mai viste. C'è tensione, ultime 2 curve e poi sono 3. Ultime 3 curve e poi il tris. Ultima chicane. E signori, ultima curvetta. Siamo campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. E sono 3. E sono 3. Yes! Nice work, that's P1. Race win. Nessuno Well si done. credeva più. Attenzione Montoya, cosa fa Juan Pablo? Cosa fa Juan Pablo? E siamo campioni. Anche rischiato. Okay, No, good job, mate. no. Really well done. That was a Montoya fantastic quarto, drive. alla fine sbaglia lui. È pazzesco. Montoya. Incredibile. Incredibile, ragazzi. Campioni del mondo. Ci vediamo per le classifiche finali. Ma il godimento è atrocissimo. Raga, classifica finale, vinciamo di 10 punti. Ralph si becca il podio, quindi come Schumacher primo, Barrichello secondo, Ralph Schumacher terzo. Coulthard chiuso malissimo, Montoya lo stesso, grandi Minardi, bellissima stagione. Punti più distribuiti. Nella costruttori rispetto all'anno scorso, cioè l'anno scorso avevo fatto 179 punti, quest'anno 133. 92 Williams, McLaren addirittura terza. Veneziano Schumi migliori nelle vittorie, Ferrari domina le pole, Ferrari domina le vittorie, Ferrari domina le pole assolutamente. Su 17 gare 5 vinte, 6 pole, 7 podi e 5 ritiri. La storia dice questo. Terzo successo per Schumi consecutivo, quarta stagione consecutiva invece per la Ferrari nei costruttori. Veneziano domina con 25 vittorie, secondo Michael Schumacher con 21, poi David Coulthard 15 e via via, tutti gli altri. La Ferrari stradomina anche nelle vittorie come squadra, 40 vittorie contro le 26 della McLaren. Pole position domina Veneziano Schumi, sempre 40-26, pazzesco, la stessa medesima cosa. In totale il Cume ha fatto 85 gare, di cui 25 vittorie, 24 pole, 43 podi e 27 ritiri. Raga, sotto il conto del Veneziano nel prossimo video ci sarà la nuova squadra. Ciao Ferrari, grazie di tutto, siamo ancora campioni del mondo. Ciao!